L'esoscheletro rappresenta un elemento di riabilitazione perché permette ai pazienti paraplegici di poter andare in posizione ortostatica e di deambulare. Parliamo di una deambulazione comunque in un ambiente protetto, in un ambiente riabilitativo, fondamentale per il percorso di riabilitazione delle persone affette da paraplegia, in quanto possono avere dei benefici su altri ambiti, per esempio sull'osso, perché l'osso chiaramente acquisisce un aspetto completamente diverso dopo l'attività di carico, in quanto l'effetto piezoelettrico proprio del carico gli dà una consistenza sicuramente migliore, quindi effetti positivi sull'osso, effetti positivi sulla circolazione, effetti positivi sulla vescica e sull'intestino, poiché noi nasciamo come esseri umani che deambulano, e quindi avere una vescica e un intestino che ritornano ad avere una posizione ortostatica sicuramente è un atto riabilitativo che ha delle enormi ripercussioni per la qualità di vita di questi soggetti, per cui è uno strumento di riabilitazione a tutti gli effetti,